È arrivata nel tardo pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Venezia la salma di Angelo Zen, il sessantenne tecnico orafo originario di Romano Dezzolino, vittima dello spaventoso terremoto in Turchia che ha provocato a oggi 41.000 morti, di cui 7 italiani. Specializzato in macchinari per gioielleria, era a Kahramanmaraş, metropoli da 1 milione di abitanti, epicentro del sisma, per lavoro. Al momento della scossa si trovava nella stanza dell'albergo di 8 piani, andato completamente distrutto, in cui alloggiava. A individuare il corpo senza vita un'unità cinofila del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sino all'ultimo la famiglia, divisa tra il comune vicentino e Martellago, nel veneziano, aveva sperato di poter riabbracciare il proprio caro, di cui non avevano più notizie dal 5 febbraio, poco prima del terremoto. Nelle prossime ore il corpo di Zen sarà portato alla Camera Ardente di San Giacomo, dove resterà sino alla settimana prossima, non appena verrà rilasciato il nulla osta. Intanto la famiglia ha chiesto assoluto riserbo, pretendendo una cerimonia riservatissima, così come blindato sarà il rientro di oggi da Venezia a Romano.